Anche quest'anno partecipiamo al progetto nazionale Abitare il Paese, con l'obiettivo di rendere protagonisti gli studenti agrigentini sulla progettualità e sulla valorizzazione dei luoghi in cui vivono. Questo ci consentirà di di coinvolgere le nuove generazioni sull'importanza dell'architettura di qualità, che poi si traduce nella qualità delle nostre città e nella qualità della nostra vita quotidiana. L'anno scorso abbiamo avuto la soddisfazione di presentare i progetti dei ragazzi agrigentini in una manifestazione nazionale che si è tenuta al Maxi di Roma. Quest'anno, proseguendo lungo lo stesso percorso, coinvolgiamo ancora una volta i ragazzi di 3 scuole. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, del Liceo Scientifico Leonardo e dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattì, sempre con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di valorizzare il territorio, le risorse locali, con attività che coniugano arte, architettura e urbanistica. Adesso la sfida potrebbe essere quella di capitalizzare le idee dei ragazzi, facendole diventare dei progetti da donare alle amministrazioni comunali affinché possano essere realizzati, quindi così il progetto raggiungerebbe un altro obiettivo, che è quello di lasciare un segno tangibile sul territorio del lavoro svolto dai ragazzi delle scuole. Con il progetto Abitare il Paese, gli studenti delle scuole del territorio hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo della progettazione e della rigenerazione urbanistica, ma anche hanno scoperto quella che è l'urbanistica tattica. I ragazzi hanno elaborato delle proposte progettuali che possono essere immediatamente realizzate, che non devono essere necessariamente definitive, quindi possono essere anche temporanee, ma che danno immediatamente una soddisfazione a quelle che sono le loro esigenze per vivere il territorio e quelle che sono anche le esigenze di tutta la collettività. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, come scuola pilota, ha aderito con grande entusiasmo al progetto Abitare il Paese, promosso dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento. Le studentesse e gli studenti, insieme ai docenti e ai tutor architetti, hanno avuto la possibilità di vivere un'importante esperienza formativa di cittadinanza attiva. Hanno avuto l'opportunità di riflettere sul valore dell'architettura come bene collettivo, di ragionare su strategie di riqualificazione degli spazi urbani come Villa Lizzi e la Villetta Iannuzzo, e soprattutto hanno avuto la possibilità di proporre idee per una città del futuro più intelligente, inclusiva e sostenibile.